Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo nel Gran Premio d'Olanda, ragazzi, pole position per Norris, ho sfruttato la pioggia, sono uscito subito, gli altri hanno ritardato di quei 30-40 secondi, sono beccati la pioggia durante il giro lanciato e godo, pole position mostruosa di Lando me lo godo. Ricciardo invece no, non si è preso una penalità in qualifica, non so per cosa, sinceramente avete tagliato la strada, cazzo ne so, però comunque no, doveva partire 11esimo, perché ci sono state tante penalità, perché tanti hanno cambiato i componenti, perché erano distrutti. Raga, è prevista per la gara, è prevista un inizio diciamo di sole, ma già dal 15esimo lap, 16esimo inizia la pioggia che durerà praticamente fino a fine gara. Quindi partiamo subito a bomba. E si parte dopo la gara incredibile di Spa, che però è finita male. È finita male purtroppo, senza un ritirato a 0 punti. C'è tensione Beppe, qua voglio fare il filotto. Vai raga, griglia stranissima con una McLaren e un Alfa Romeo. Go, go, go! Zu e Norris. Io mi ciuccio Norris. Dai Norris, vai Lando. Subito Lando si becca la prima posizione. Adesso devo tirare a bomba perché poi arriverà il diluvio. In realtà si comincia con pioggia leggera. Subito Lando vuole massacrare il mondo. Voglio vedere una cosa però. Subito qualcuno allargato. Qualcuno allargato. Latifi, Paolo Latifi, signori. Paolo Latifi, il crollo di Paolo. Brutto, brutto, brutto. Brutto Latifi. Guardate che bella la Ferrari. Così, volevo fare sta cosa, scusate. Dai che Ricciardo ottavo. Ma adesso Norris deve fare la gara della vita. Ha già vinto una gara a Montreal, purtroppo la gara fantasma. Vediamo Ricciardo che sta già provando a superare Bottas. L'assetto c'è, i componenti stanno migliorando sempre di più. Abbiamo tutto per far bene. C'è tutto raga, c'è tutto. Dobbiamo solo continuare così, perché il prossimo anno voglio Norris e mi prendo un... Vediamo chi, ma voglio cambiare. Ricciardo saluterà la squadra, questo è sicuro. Tanto Ricciardo ci sta provando. Subito su Valtteri Bottas. Dai Rich. E sappiamo che Rich è un po' così. Fa fatica Rich, fa fatica Rich. Tanto se ne sta andando Norris su Sainz Junior. Bravo Ricciardo che è settimo. Vai Ricciardo. Pian pianino se li ciuccia tutti. Blau job Rick, blau job. Norris è dato a vantaggio di 1-3. Attenzione però Bottas continua a rompere i maroni. Ok. Adesso Ricciardo prova anche su Russell. Dai Ricciardo, ti voglio aggressivo Ricciardo. Stagione comunque brutta di Ricciardo. Andiamo da Norris che sta prendendo il largo Lando, però ha già le gomme all'81%, attenzione. E deve arrivare almeno al 16esimo lap. Indra così ce la dovrebbe fare, no. Sì, dovrebbe farcela. DRS attivo. Ricciardo in lotta con Russell. Mamma mia, c'è una lotta qua. Vai Ricciardo, dai Rich, dai Rich. Mamma mia che bagarotto. C'è veramente il bagarotto. Vai Rich si ciuccia Russell. Very compliment, very compliment. L'assetto bene, durante le prove libere ho trovato un assetto di mediamente sul bene il grande. Perfetto neanche uno, però nessuno dei due piloti. In nessuna voce. Attenzione, problemi con l'ERS. Accumulo ERS. C'è bisogno di un po' di accumulo ERS. Per ora gara abbastanza regolare.
Adesso Ricciardo deve ricaricare bene però, perché ci serve. Comunque Zhou rimane terzo, complimenti. Tanto il tempo sta peggiorando e si vede. Stiamo su neutro. Ho 75% le gomme di Norris, vediamo come sono messi gli altri. Mamma mia, siamo quelli messi peggio. Stiamo tirando anche Bottas, per carità, ma stiamo tirando come dei pazzi. Tutti sulle medie comunque, secondo me. Strategia non corretta. Su Ricciardo chiaramente Leclerc, Verstappen, quella gente là che Zu sta rallentando tutti. Infatti questo è positivo per Norris. Possiamo velocizzare un pochino. Ricciardo è là, si è fatto risuperare. Ok, facciamo accumulare. Lotta tra Russell e Ricciardo. Zu sta perdendo terreno. Proprio Ricciardo fa fatica comunque, fa molta fatica, stessa macchina, stessi componenti, ma Ricciardo fa fatica. La cosa purtroppo è abbastanza oggettiva. Norris se ne sta andando, ma mi spaventa un po' le gomme, però adesso devo cominciare a stare un po' su standard, perché se no non arriviamo. Vediamo. Sto già perdendo. Appena abbassiamo il ritmo, le Ferrari arrivano subito. Ci sta. Purtroppo ci sta. Da Ricciardo mi aspettavo qualcosa di più. Addirittura Ricciardo ottavo. In difficoltà Rich. L'Alfa Romeo guadagna una posizione. Sainz purtroppo sta arrivando. Sainz è arrivato. Non manca tantissimo la pioggia. Proviamo a rispingere. Dovremmo farcela teoricamente, spero. Solo che abbiamo già le gomme molto più usurate di un Sainz, che dell'86%, anche se alle medie. Quello è il problema. Norris ce le consuma tantissimo. Ricciardo in difficoltà invece. Ricciardo purtroppo in difficoltà, imbottigliato. Rich imbottigliato. Ok. Batteria prosciugata, che do coglioni. Andiamo su neutro. Mi fa piacere Ricciardo in grosse difficoltà comunque. Presto inizierà a piovere. Questo è importante. Prima arriva la pioggia, meglio è. Non potremo tenere neanche il carburante, ragazzi, perché siamo molto indietro. Comunque siamo tutti là, chiaramente non riesco a prendere il largo, ragazzi. Sainz supera giustamente Norris. Bravo Sainz. Non abbiamo ancora la macchina per competere, ovviamente. Possiamo velocizzare un attimo. Ricciardo male, Rick male. Attenzione, 3 minuti alla pioggia. Stavolta la proviamo subito, dobbiamo rischiare. E andiamo di intermedia. Mi sento che è l'intermedia la gomma giusta, vedendo un po' le previsioni. Dai. Ricciardo va a fare del giro dopo, se no rischiamo, vediamo. No, però onestamente indietro, vado subito con tutti e due, non voglio fare errori.
Vai. Box now. Okay, understood. Stiamo su Norris. La pioggia è arrivata, si siede da tutti i box. La pista sta diventando umida. Box, box, box. Adesso vediamo se succede qualcosa. Speriamo non a noi, ovviamente. Tutti ai box, tutti ai box. Okay, understood. And just remind you to use the pit limiter in the pit lane. Tutti ai box, ragazzi. Veloci, veloci, veloci. Veloci. Purtroppo la Ferrari ci supera. Lenti, lentissimi. Ai ai ai. Perdiamo parecchie posizioni. No. Sì, abbiamo perso una posizione, dai, su Norris. Una posizione su Norris. Ricciardo decimo. Ok. Adesso devo un attimo cambiare il discorso carburante, perché sennò non arriviamo. Ricciardo alla fine 12esimo. Adesso la pioggia andrà avanti fino alla fine, con anche un diluvio qua tra il 30esimo e il 45esimo. Ok. Grave surriscaldamento pneumatici. Nicely done. Ok. Ricciardo supera. Dai Norris, bene, dai Norris, dai Norris. Batteria prosciugata. Spettacolare della McLaren. Velocizziamo un attimo, se Norris torna secondo, perfetto, perfetto. Noi siamo vicini ovviamente a Verstappen, sarà durissima. Devo recuperare un po' il carburante, qua perderò posizioni. Ma non posso neanche rischiare. È il momento un attimo adesso di... Testa coda di Bottas, andiamo su standard. È il momento di tenere adesso. Yellow flag, yellow flag. Testa coda di Latifi, ma non ci interessa. Bisogna un attimo recuperare il carburante e non proprio distruggere le gomme, perché è una gara lunga, raga. È una gara molto lunga, lunghissima oserei dire. Classica gara eterna, Verstappen ci supera. Testa coda Ricciardo. Ma zio, cara. Basta Ricciardo, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Qui c'è Daniel Ricciardo. Cioè Ricciardo veramente qualsiasi cosa la sbaglia. E guadagna diverse posizioni. Dano. Cagare. Ricciardo malissimo, 12esimo. Sonoda boxed. Ok. Velocizziamo un po'. Dobbiamo tenere il carburante. Volevo avere un po' di tesoretto col carburante, onestamente. Siamo terzi e 12esimi. Ricciardo fa errori su errori, purtroppo. La pioggia è leggera, lo sapevamo, insomma, è da intermedie. Classica pioggerellina fastidiosa. Sto arrivando anche Charles, lo so, purtroppo è così. Ma dobbiamo recuperare il carburante e voglio avere le gomme un po' più sane, sinceramente. Non possiamo permetterci. È una parte, diciamo, dove dobbiamo un attimo risparmiare, raga. Se vogliamo arrivare a punti. Ricciardo è indietro. Ok, sto cambiando il carburante 03, 04. Ecco, noi consumiamo tanto le gomme, purtroppo. È tutto previsto, nessun problema. Don't not problem. Don't not problem. Equilibrato. Equilibrato. Ok.
Siamo quarti e mi va benissimo per il momento. 2-3 la pioggia, adesso forse aumentano in diminuzione la pioggia. Vediamo le gomme, siamo sempre quelli con le gomme più usurate purtroppo. Ricciardo 66, vaffanculo Ricciardo, se vediamo forse potrei fare la pazzia perché veramente fa troppi errori. E diciamo le Ferrari, Verstappen, Leclerc è il 65, ok. Siamo al 32esimo lap. Adesso dovrebbe cominciare la pioggia, quella un po' più aggressiva tra poco, insomma, non tra tantissimissimo, però. Siamo riusciti a una parte della gara un po' tranquilla, diciamo. Attenzione, appena detto no, solo un testa coda. Qualcuno si è girato. Di Magnussen. Ricciardo addirittura 13esimo. Bull passa. Male, male, ragazzi, male, male. Pneumatici 56-61. Sì, tutti dovranno farne due. Ciò dopo è da capire, però secondo me non sarà mai da full wet, secondo me. Questa è la mia modestissima sensazione. Ok, lascia 3 secondi Ricciardo, veramente. One disaster, Rich. One disaster, purtroppo. Una yellow flag, ma molto veloce. Ancora Magnussen. Infatti siamo 12esimi con Ricciardo. Il fastest di Gigi, che ormai penso che lo manterrà fino alla fine. Le gomme stanno scaldando, non si capisce il perché. Ciao, consumiamo tanto, consumiamo. Adesso questa parte del carburante la voglio fare così per poi tentare alla fine il miracolo. Teoricamente non dovremmo andare mai da asciutto, però abbiamo visto a Spa che tutto può essere dal 70, sì, gli ultimi 2 giri, insomma, per carità. Potremmo provare la pazzia, però non lo so, onestamente. Sta arrivando sia Russell che Gigi Hamilton. Diciamo che siamo sicuri della sesta piazza per questo momento. E stanno tirando molto anche le Mercedes e sono comunque superiori a noi, ragazzi. Come gomme siamo là, dovranno tutti fare 2 soste, questo è importante. A questo punto teniamo un po'. Okay, keep looking after the time. Okay, understood. Voglio andare ai box il più tardi possibile. Strategia molto difensiva, tanto c'è poco da fare, gli stacchi sono quelli, adesso qua le Mercedes in ogni caso ci superano, ragazzi, cioè questo purtroppo è così. Avevo un passo migliore con l'asciutto comunque, sì, anche Gigi ci supererà, perfetto. Lo sapevamo. E dopo dovremmo fare un finale a bomba però, ragazzi, Ciò ci vorrebbe qualche colpo di scena, che però in sta gara, tanto Alonso ai box, Alfonso ai box. Attenzione che qua sta calando. Sta calando la pioggia, 1,7, siamo al limite delle intermedie. Ma tutti stanno sulle intermedie, ovviamente. Ok, comincia il valzer, Ci attacchiamo con tutte e due. Manca poco per fare la sosta. Mancano 22 giri. Tutti vanno ai box, tutti ai box, tutti ai box. Noi ci facciamo qualche altro giro così, anche se è un po' rischioso.
Andiamo. Quarto Norris. Torna quinto purtroppo Ricciardo, 11°. Struggling a little bit with rear. Box. Okay, understood. E andiamo di intermedie. Box. E andiamo di intermedie. Quite low grip at the moment. Copy, understood. So I need to look up. Veloce Norris, veloce. Tanto Ricciardo i box. Norris sta prendendo tempo, però. Speriamo bene, no? Ricciardo 13°. Ok, sta rientrando Norris. Lando, iBox. Lando, iBox. Tanti hanno già fatto anche la seconda, secondo me perdiamo terreno qua, Qua ne perdiamo di posizione, ho paura, Male, male, male. Ottavo. Nono posto, vediamo se qualcuno davanti non ha fatto la sosta. Solo Bottas e Zu. Vai. Adesso però deve subito fare la voce grossa Norris. Good job. Ricciardo 12°. Ha ricominciato a piovere un po' più forte intanto. La McLaren sale e va avanti. Dai, non gli devi togliere dalle balle subito, bravo Norris. This is really good. Molto bene, molto bene. Dai, Sorpasso devo spettacolare. velocizzare un po'. Dai Ricciardo, spingi. Dai Ricci, spingi. Molto indietro Ricci, purtroppo. Molto indietro Ricci. Equilibrata. Equilibrata. Norris è sesto, Ricciardo sempre 12°, purtroppo. Le gomme, come sempre, siamo quelli con le gomme più distrutte. Standard, Ricciardo lo teniamo perché... Allora, vediamo adesso... no, però qua di più... È troppo un azzardo le gomme d'asciutto, fiori. Le 14. Potrei provare la pazzia con Ricciardo, però... Bah. Non lo so. 1,11. 3 minuti al 60%. Non ho molto da perdere, Non ho molto... Scusate un attimo. Non ho molto da perdere. Ma 1,4. Dai, proviamo la pazzia, ragazzi, tanto. Zero, uno. Dai, proviamo con Ricciardo. We box this lap, box this lap. Box confirmed. Manca poco, si può anche provare, tanto, ripeto, non ci costa nulla. Okay, understood. Norris è sesto, quindi possiamo anche stare tranquilli. Non voglio rischiare con Lando. Uno e 4, siamo proprio al limite qua, 2 minuti 60%. Rischio per Ricciardo, rischio mostruoso per Ricciardo, l'unico che proverà a mettere Remember the pit lane
le gomme d'asciutto. Se va male non cambia niente, siamo comunque fuori dai punti. Dobbiamo sperare che la pioggia non sia comunque così bassa anche dopo. Vediamo se è fattibile. Rain has completely stopped in pit lane. Ha smesso di piovere, vediamo se Ricciardo ha fatto la mossa. Vediamo se Ricciardo ha fatto la mossa, però manca un minuto e potrebbe ripiovere. Ora Ricciardo si gioca tanto. Altri 8 giri, adesso c'è tensione. Adesso è da asciutto, però rischiarla anche con Norris è un po' pericoloso. Ovviamente nessuno va ai box. Ricciardo prova la decresi pazzia. Speriamo che non piova, ragazzi. Speriamo che non piova. 60% la preghiera per fargli recuperare qualcosa. Non tantissimo, però sarebbe comunque bello azzeccarla. Solamente Ricciardo. Tanto sta andando bene Rich. Attenzione, non piove, non piove. Non piove, ragazzi, non piove. Solo che rischiarla con Norris. Alonso va ai box, non piove. Secondo me ha smesso di piovere, che Ricciardo è comunque indietro, sta volando adesso Ricciardo, chiaramente. Ricciardo vola adesso. Vanno anche gli altri, potevo rischiarla, però peccato. 100% pace, 100% pace. Okay, yeah, confirm. 89, ok. Ricciardo comunque ha fatto una gran cosa. Io il Cume ci ha azzeccato, l'ha rischiata. Potevamo rischiare tutti e due, chi lo sa. Però era troppo pericoloso. Onestamente era troppo pericoloso. Se dopo pioveva mi prendevo anche i punti. E adesso Ricciardo, vediamo se ha le capacità di recuperare posizioni. Ricciardo è l'unico su soft adesso. Boom, 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 boom. Dai Rich, dai Rich, dai Rich. Ed è chiaramente fastest di Rich. Fastest di Rich. Devo tenere equilibrata per la benzina, però. Norris ai box. Devo stare attenti con la benzina. C'è ancora gente con le intermedie, chiaramente. Adesso vediamo, bisogna capire se è fattibile. Recuperare magari qualcosa che con Norris. Che Ricciardo la vedo dura. Sonoda also pitted. Ok, Norris esce settimo addirittura. Però Russell secondo me sta perdendo adesso. Perde Russell, il piccolo Russell perde. Il piccolo Russell. Ricciardo al fastest, incredibile. Tanti vanno ai box, tanti vanno ai box. Tanti vanno lenti. Chi ha l'intermedio sa lentissimo. E Ricciardo recupera, Ricciardo recupera. Ricciardo in zona punti, grandissimi con Ricciardo. Se non fa capelli torniamo a punti con Ricciardo. Sono contento perché era finita la gara per Ricciardo. Norris è settimo. Andiamo un attimo da Norris. Norris ho paura che sarà dura recuperare la posizione. È molto indietro Norris. Dai fioi, dai fioi. Sì, Norris rimane. Alonso fastest di Alonso purtroppo. Norris rimane settimo. Anche settimo e decimo può andare bene. Mamma mia, sta gara è incredibile. Fastest di Sainz.
Fastest di Norris, signori. Fastest di Lando. Bravo Lando. 4 laps to go. Bravo Lando. Leclerc si prende il fastest, ovviamente. Di nuovo fastest a Norris, ragazzi. 3 giri alla fine. Ricciardo rimarrà decimo. Norris intanto è sesto, ragazzi. Norris si ciuccia Alonso. Grandissimo, ce l'ha fatta Norris. Ancora fastest. Norris che sta volando, Lando. 2 laps to go. Non posso permettermi il carburante, lasciamolo così. Confirm. Adesso di nuovo fastest per Charles. Dai Norris, tieni la sesta piazza. Vai Lando, tienimi la sesta. Sarebbe iper meritata. Iper consolidata. Iper cercata. Ma con Ricciardo grande mossa di andare subito. Abbiamo preso quelle 2 posizioni che possono regalarci comunque un punto, che io non lo butto via, E intanto Lando è pronto a festeggiare il sesto posto. Vai Lando. No, attenzione, no adesso. Ai ai ai. Ma cazzo, manca ancora un giro, è vero a noi. No, sofferenze atroci. Sofferenze atroci il fastest, purtroppo non è roba nostra. Proviamo qua a non andare veloci perché sennò so cazzi. Vince comunque Sainz, doppietta Ferrari. Doppietta Ferrari. E Sainz taglia il traguardo. Bravo. E giudica la corsa. Bravo Sainz Junior. That's the checkered flag. Ricciardo decimo, si becca il punto. Nice one. Deve resistere Norris, deve resistere Lando. Deve resistere Lando sull'Alonso. And H4-1. White H4, position 1. Dai. Tien duro, Norris. Oh yes. Yeah, that's the checkered flag. Well done. Dai, sesti e decimi, va bene così. Have to be happy with that. Bravi fioi. Alla fine no, Ricciardo si salva sempre con questo punticino, dai. Il fastest è di Charles, però. Allora, Lando è sesto nella piloti, Leclerc comunque sta dominando la classifica piloti. Ricciardo decimo nella costruttori. Siamo sempre saldamente al quarto posto. E godo. Bravo Ricci. Ok. Perfetto. Soldini arrivano. E si gode. Monza abbiamo. Allora. Finanze e voto. Come noto, il periodo di conclusione della stagione avvia successiva un regolamento. Non scopro queste finanze esagerate. È un rischio che le squadre minori siano economicamente impossibilitate a competere. Di ridurre il limite di spesa per equilibrare le forze. Suggeriamo di ridurre il limite. Sì, voto a favore. Ok. Profilo. Ok, bene. Miglioriamo. Ok. Perfetto, bravo Batch. Nuovo monteore da allocare. Qua aspettiamo. Supera le aspettative, perfetto. Vai. Alettone posteriore, progetto completato, godo. Produci.
Ok. 2 milioni però. Ma sì, voglio tutto subito. Ok. Qua abbiamo altri progetti. Nuovo progetto, devo sempre continuare a produrre, eh. Io aspetterei un attimo, cioè, non lo so sinceramente. Nel raffreddamento ho problemi. Sospensioni. Aspetta. Ma scusa un attimo. Progetto. Sospensioni. Vai, sinceramente possiamo anche usarle tutte tanto. Dai che ci stiamo migliorando bene. Ok. Perfetto. 5 giorni. Ok. E vai. Qua stiamo producendo di tutto, raga, eh. Boh, allora siamo in gara. Per Monza è previsto nuvoloso, ma niente di che, cioè non c'è rischio di pioggia. Obiettivi, raggiungi. Qualifica 2. E 2. Perfetto. Molto bene. Ok. Mail. Optimus. Allora adesso andiamo un attimo, possiamo. Auto. Ora telaio, ci teniamo questo. Posteriore. Ok, anche se perdiamo un po' l'alta velocità. Bah. Perdiamo qualcosina. Scocca c'è. Detonatore c'è. Ok. E qua con le pance laterali miglioriamo moltissimo, godo. Sottoscocca, ok. Sospensioni, ok, siamo migliorati tanto, ragazzi. Motore. Il motore, abbiamo ancora un motore così, perché? 63. Guarda, ma si usurano veramente. Hers, ok. E scatola del cambio. 53, 59, 60. Ok, perfetto. Ok, auto 2 ci siamo. E dopo questa perché. Ok, qua è tutto a posto. Scatola del cambio. 53. Va bene. Ok, raga, adesso la macchina comincia veramente a migliorare tantissimo. Sono strasoddisfatto di questo. Insomma, alla fine in Olanda non è andata male. So che siamo in casa. Per noi a Monza sarebbe bello portare a casa un risultato, un podio, sarebbe proprio figo. Però la vedo comunque difficile. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!